Il buonsenso pare abbia vinto, non c'è stata quindi la temuta riapertura in massa di migliaia di aziende, temuta dai sindacati che avevano avuto centinaia di segnalazioni da parte di operai richiamati in servizio a partire da lunedì. Un dubbio legato alla sicurezza sui luoghi di lavoro per almeno 15.000 imprese che avevano presentato deroga alle prefetture venete per poter riprendere l'attività, ma finora solo 3.500 di esse ha ottenuto una risposta, nonostante il febbrile lavoro negli uffici prefettizi. La maggior parte delle aziende non ha ripreso la produzione e dove si è ripreso a scarto ridottissimo, quindi con livelli produttivi assolutamente bassi e un impiego di personale assolutamente ridotto. Quindi continuiamo con la nostra azione di vigilanza, quindi nel rapporto diretto con le prefetture che abbiamo costante e devo dire anche con un atteggiamento di grande collaborazione che vogliamo dare, perché qui nessuno sta facendo una battaglia né ideologica né tantomeno di contrapposizione. Si tratta di rispettare le leggi, le norme e anche le misure restrittive che ci siamo dati per uno scopo importantissimo, che è quello di contenere l'epidemia. Non tutte le piccole imprese hanno spazi e dimensioni tali da poter garantire il distanziamento sociale sul lavoro per tutti i loro dipendenti. I sindacati temevano in questo possibili forzature dalle proprietà ansiose di riprendere la produzione. Parliamoci chiaro, i dispositivi di protezione individuale purtroppo non ce li hanno ancora tutti i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che sono sul fronte. Pensiamo soltanto alla situazione delle case di riposo nella nostra regione che grida vendetta, gente che non ha ancora la mascherina. Immaginiamo nel vasto mondo produttivo delle piccole e piccolissime imprese. Ci prendiamo in giro se pensiamo che oggi davvero nei posti di lavoro ci sono questi dispositivi. Potremmo anche vietare alla gente di andare al supermercato senza la mascherina e senza il guanto, ma se non stiamo attenti ai posti di lavoro, quel divieto produrrà poco in termini di contenimento. Quindi è per questo che serve stringere i denti e fermarsi oggi per poter ripartire prima.